Bene ragazzi, a tutti dal comandare veneziano, siamo su Aero Truck Simulator 2 Fiori, eccolo qua il nostro Scania camioncino di Natale. Signori, siamo con il camioncino di Natale, guardate, addobbato a festa con tutte le luci colorate e con la skin del Buon Natale, del Merry Christmas, come potete vedere anche dentro Babbo Natalino che si illumina, l'alberello, pupazzo di neve, la Coca-Cola, simbolo del Natale, un porco vestito da Babbo Natale e pacchidoni da regalare ai bambini bisognosi. Allora raga, dobbiamo andare a Lubiana perché ho scaricato la Promoz, quindi molto molto bella, siamo anche con inverno cumendiano. Dobbiamo portare bevande a Lubiana, volo e volo, tratta rapida, senza troppi problemi, io direi di volare subito. Sto giocando un pochettino a questo gioco abbastanza, insomma. Sto giocando moltissimo in questo periodo, raga, veramente. Non ho messo, c'era anche come si dice, la tendina fatta con le luci di Natale, ma non mi piaceva e allora ho detto, fioi, andiamo con la luce rossa quando è notte, così il rosso è il simbolo del Natale, è il colore del Natale. Vai. Dobbiamo portare bevande a Lubiana. Siamo a Venice. Fatalità, non è che voglio sempre partire da Venezia, fatalità, un po' di garage, questo l'ho. Il camion del Natale era proprio a Venezia. Fatalità. Vabbè, appena andato, possiamo anche andare. Comunque questa ricordiamo sempre che non è Venezia centro storico, ma è Venezia Mestre. C'è un po' di neve, c'è un po' di freddo, di ghiaccio, diciamo. Adesso non so come era strutturata la mappa per le zone, diciamo, del DLC Italia soprattutto, però boh, vedremo. Ok, mamma mia, sto proprio pompando, il cume pompa, signori. Passa, 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 passa. Bravissimo. E bravo porco. E se voglio fare questo viaggetto così, ho comprato anche il DLC dei trasporti, però non ho ben capito, forse con la promozione ci sono ancora dei problemi, quindi aspetterò la prossima versione. Il quadratino lo vedo già, però non so se, perché ce ne sono in alcune città magari, eh, boh, non so ancora, sopra è stato un aggiornamento, forse non risolto, vedremo, insomma, però ci saranno anche trasporti speciali che sono veramente, veramente belli. Ho un sogno, portare un rimorchio della Bartolini. Me lo regalate questo sogno, grazie gioco. Come siamo messi carburante? Ok, a postissimo, perfetto. Eccolo qua, il nostro Scania. Aspetta un attimo che non vorrei fare proprio l'incidente tattico. In tutto il suo splendore, guardate che figata. Per me questo gioco senza mod non ha senso. È vero che camion così ne trovi pochi in giro, però è proprio quello il bello, cioè poterli modificare a proprio piacimento. Turururu, turururu. L'autista Emily ha raccolto 10.000 euro. Molto molto bene. Adesso passiamo sul telecaz. Vai. Ok. Perfetto. Inizia la strada a pedaggio. Inizia la strada a pedaggio. Ok. Allora, vediamo un attimo. Scusate. Devo andare verso Trieste, chiaramente. Perfetto. Vediamo come è fatta anche Lubiana. Perché la promoto rispetto a quella che usavo una volta, mi ricordo negli anni d'oro del Cume, la Tree, la TSM, la Track, Maps, qualcosa, era molto, cioè, c'erano molte più città, perché c'era addirittura l'Africa, quelle robe là, però questa, i Dise, da buon ve ne sia, anche se è più, è più dettagliata, ecco, quindi i Dise, si dice in giro, si vocifera che la promozia è più dettagliata a livello di città, quindi staremo a vedere. Mentre lasciamo il Veneto andremo in Friuli, Venezia e anche un po' Giulia, perché senza la Giulietta che pompa noi no, andiamo in Friuli. Comunque gli addobbi di Natale sono bellissimi, ormai siamo vicinissimi al Natale,
che porterà tante care cose. Il Come si è regalato l'Xbox One X più Forza Motorsport 7, più una tastiera e un mouse da Xbox, praticamente 400 euro tra taste e mouse, però chi se ne fotte. No, c'è il rimorchio che porta computer, non ci credo, eccolo là, da Windows. Che figo. Scusate un po' Star Wars nella testa, sono andato a vedere Star Wars appena uscito, ma lo consiglio. Beh, bello dai, anche se è chiaro che le lacune e le cazzate Disney sono tante, però mi accontento, sempre Star Wars, anche se i primi tre, la trilogia classica è impareggiabile, i prequel, io a me piacciono tantissimo, anche perché insomma vedere come è nato il signore di Sito Oscuro, il super mega Darth Kume, perché su Star Wars io ho dato i copyright per Darth Kume, quindi è così. È bellissimo. Rogue One, altro veramente fatto bene secondo me, con delle chicche anche incredibili. Dopo c'ho sti due qua, Risveglio e gli ultimi Jedi. Il Risveglio a me proprio non è piaciuto, perché praticamente è un copia e incolla del Nuova Speranza. Mentre questo qua, qualche kick anche questo, però delle cose abbastanza inverosimili, non voglio fare spoiler, però purtroppo la Disney ci ha messo lo zampino, come rovinare uno dei brand più belli della storia. La Disney fa tante cose belle, ma anche pur di vendere e far soldi fa anche cagate astronomiche. Però vabbè, insomma, io confido nel terzo che si chiamerà. Eccoci qua, scusate, piccola pausa, mi hanno suonato alla porta. Eccoci qua, siamo qua sul Telecast per andare ormai verso Lubiana, mancano 139 km, siamo a posto, dai. Una piccola interruzione, piacevole però, una piccola interruzione. Ah, qua non c'è il Telecast. Ok. Beh, ecco, bene, via, bravo Kume, ma che cazzo di frenata sulla neve, ho abilità 0 proprio. Beh, cazzo, ho rotto il carico, no, ma non male, fanculo. Ora sono riuscito a fare del trofeo, quello là delle 5 consecutive per eccellente, là. Ce l'ho fatta, come ce l'ha fatta. Palmanova. Ok, adesso andiamo di qua, andiamo dritti. Qua non nevica, qua non c'è più la neve. Bella però sta cosa che in certi punti c'è, in certi no. Mi piace come cosa, mi piace. Quindi qua non c'è tanta neve alla fine. Che per neve non si intende quella di là. Poi no, perché qualcuno... No, no, Dio Cristo, per guardare la roba. Vaffanculo. Che pippa che sono. La pippa Kume, per guardare da fuori. Grande Kume. Questo è il Kume che piace alla gente. Il Kume che fa le cagate. Per quando sono in registrazione mi piace farvi vedere il camion, no? Come l'ho elaborato, come l'ho modificato. C'è una delle cose più belle secondo me. Guarda sto coglione, guarda sto coglione. No, anche se sono a destra sul passo, perché sono il Kume, non rompere i maroni. Ah, qua ci sono un po' di incassi che sbocciami, ciao fi. Ah, beve l'autista. Ah, beve l'autista del pulmino. Ah, Lenka. Lenka che lecca è salita di livello. Me la godo, me la godo. Me la godo il puttanone biblico. Sì, io devo fare un coso rapido, però ci sarà una diretta anche se vediamo quando fare in realtà, perché in realtà non è che ho tanto tempo, contando che poi con le feste sono sempre fuori. Però in qualche modo faremo, dai. Ormai tante di quelle mod, ragazzi, se ogni tanto c'è qualche scattino è normale, perché sono più giga di mod che gioco, ragazzi, quindi è un po' così ormai. Però il camioncino di Natale era fondamentale cioè, lo dovevo fare, ecco, un video così, era troppo importante. Culina. Andiamo verso Lubiana Sener. E qua le strade sono meno pulite, vada la vergogna, qua sì. Speriamo di andare a sbattere sul ghiaccio sloveno. Ok.
attento, come questa era presa un internazzo un po' difficile, mamma mia. Un internazzo purissimo, però superato abbastanza bene. Qua no. Rischiamola. C'è andata di culo, sono troppo forte, col ghiaccio è così, raga. Ah, ok. Qua abbiamo il distributore della Shell. E la cosa mi aggrada molto, mi aggrada. Vai, spero di non fare incidenti, vai. Lubiana, siamo ormai vicini al centro di Lubiana, al classico Lubiana Center. E di qua la strada è più pulita invece, qua travi in realtà, come si dice, il rischio di incidente è meno. Qua però ritorniamo come... Però a tratti, cazzo, oh, ma volete sparare sta neve? Ok, si va a destra. Non è che ci siamo, noi non rispettiamo mai, per noi a volte rispetto i limiti, ma è il cume che comanda, è il cume che comanda. Lo dice il nome stesso, ragazzi. Ok, perfetto. Ok, siamo a Lubiana, solo per un attimo rallentare. No, mamma mia che rischio. C'è andata veramente di culo, Perché ormai il cubo è un professionista, ormai è l'autista più preparato nel panorama mondiale, però... Occhio. Se le altre macchine lampeggiano non è un vostro bug grafico, ma è semplicemente le poche luci di Natale che il cubo ha voluto inserire nel suo Scania. Quindi portiamo un po' di bevande, spero calde, in quel di Lubiana. Ok. Ciao, sta mod ti porta tante più città, a livello anche caratteristico, è bella, sono belle ste robe, c'è poco da fare. Eccoci qua. Guarda che bello. Mamma mia. Cazzo. Io me ne vado di qua, me ne vado di qua. Sono licenze poetiche del Cume. Licenze poetiche. È da novellini guidare normale, devo guidare da pro. No, che il parcheggio semplice, meno male. Ok. Ciao. No, radio kiss kiss, ma aspetta un attimo. Che palle, devo togliere sto tasto della radio perché mi rompe i maroni. Ok, vabbè, ottimo lavoro. Fanculizzatevi. Ok, cazzo, ho perso un po', però va bene, va bene, va bene. Ok, perfetto. Ora facciamo vedere la mappa qua, ho fatto un viaggetto un po' così per introdurre la mappa nuova. Il camion della Natale, ci saranno altri video comunque di Eurotrack. Cioè guardate che roba, raga, cioè, abbiamo un pezzo della Spagna che stanno cominciando a creare. La Germania con 2000 città in più, l'Olanda lo stesso, l'Irlanda, tante città in Scozia, Galles, l'Islanda. Cioè una roba meravigliosa, guardate qua la Scandinavia, finalmente la Finlandia, fino a qua c'è qualcosa di epico su tutto l'est fondamentale con la Romania e i Balcani. Cioè tutta un'altra roba. Vediamo i lavori, vediamo un attimo, offerte di lavoro, se hanno sistemato il discorso. Che vedi, quadratino ce l'ho, però. Dortmund, vedi, ancora non le ho, però. Oh sì. Ancora non ce ne sono, purtroppo. Devo aspettare forse il prossimo aggiornamento per avere i carichi speciali. Perché vedi, se faccio anche così, ancora non ho nulla per il momento. Vabbè, raga, un saluto dal comandante veneziano, alla prossima, ciao!